Buongiorno a tutti carissimi amici friscalettari di tutto il mondo, ecco il vostro Nino Friscalettaro. Oggi vi farò un piccolo assaggio musicale della famosa tarantella, la messinese, come detto la messinese. Guardate, questo è un friscaletto in do, che poi fra l'altro non ricordo chi me l'abbia custodito, ma io lo amo particolarmente perché, vedete, i buchi sono, io ho le dita grosse, quindi i buchi sono abbastanza grandi, tranne l'ultimo, e quindi mi trovo abbastanza bene in canna. Io ci provo, cercate di eseguirla poi molto lentamente, andate sul video, nelle proprietà, mettete la velocità più bassa, così vedete un po' le dita, le mie dita, come si muovono, e poi voi ripetete, piano piano. Allora. Difficile? Poi c'è ancora l'ultima parte, però non ve la metto subito, sono troppa carne al fuoco, quindi mi raccomando, mettete il like al mio video, chiamatemi, scrivetemi, messaggiatemi per avere dei consigli sul friscaletto in canna, ma anche, ricordatevi, anche sul friscaletto in polistirene dell'amico costruttore Enzo Pinzone. Io con questo friscaletto mi trovo abbastanza bene, non sono molto bello fluido, e poi vi dirò anche da chi l'ho preso, perché poi molti costruttori me li fanno avere, però io poi non mi ricordo. Per il brano, mi raccomando, fatelo pezzo per pezzo, mettete il video lentamente, così potete copiare piano piano i brani. Per quanto riguarda il friscaletto siciliano non c'è niente di difficile, c'è solo da mettersi un po' lì, piano piano, con un po' di pazienza, e mi raccomando, se bravi volete diventare, se veloci le volete fare le cose, dovete fare molto lente, perché dovete insegnare alle vostre dita il movimento sul friscaletto, ok? Per qualsiasi cosa scrivetevi, mi mando anche le partiture, ma anche per chi non conosce la musica e vuol suonare ad orecchio, ripetete, invece chi volesse le partiture ve le mando. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, e il vostro Nino Friscalettaro al vostro servizio. Ciao ciao!